Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spectraccio Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a reagire alla classifica di Serie A dopo la 13ª giornata. Allora, format è sempre lo stesso, reagisco per ogni squadra dalla 20ª alla prima, dico i punti e il mio parere sulla propria giornata di Serie A e se la posizione si adatta alla squadra. Partiamo subito. Allora, al 20° posto abbiamo la Fiorentina con 6 punti. Fiorentina che perde con il Sassuolo per 3-1 e non riesce ad agguantare la prima vittoria in Serie A dopo 14 giornate e qui capito che o si alza o si sveglia a partire dalla prossima, dalla 15ª, oppure mi dispiace per i tifosi della Fiorentina, ma la Fiorentina cadrà, anzi già è caduta, cioè non è che un cambio allenatore, no? Può far tanto a livello di classifica e di portare punti. Neanche i giocatori possono fare tanto, ma conta solo un fattore, il fattore psicologico, il fattore della testa. Perché se i giocatori si abituano a questa cosa, io sto perdendo, perdo sempre, questa cosa qua non siamo forti. No, tu allenatore della Fiorentina, devi lavorare sul fattore psicologico della tua squadra. Perché è importante. Scusate, ma io faccio un piccolo taglio. Eccomi, mi deve soffiare un attimo il naso. Vabbè, chiudiamo ora il discorso Fiorentina. 19, al 19° posto abbiamo l'Hellas Verona a 9 punti che agguanta la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta. Vittoria anche per l'Atalanta pesante, però ne andremo a parlare dopo. Parliamo ora dal lato Fiorentina. Cioè, scusate, dal lato Verona. Verona che con Zanetti, che doveva essere esonerato molto prima, minimo alla 10ª giornata, diciamo che i dirigenti della Fiorentina hanno pensato dalla 10ª alla 13ª giornata, poi non si sa quello che è successo e hanno incominciato a vincere. Hanno portato diciamo alla dirigenza a dire però sta vincendo Guaglione, quindi può far bene, ci può diciamo riportare in zona salvezza. Ciò che è successo anche la scorsa stagione, sì, Zanetti l'ha portato in zona salvezza, però sono troppe le giornate da quando stanno in zona retrocessione, sia per la Fiorentina che per il Verona che per il Pisa. Sono troppe. O incomincia a vincere 2 o 3 partite e magari puoi pensare a qualcosina, però se non incominci a vincere 2 o 3 partite, fai magari 2 o 3 partite vinte, 2 pareggi, ti puoi, tra virgolette, per il momento salvare entro la 20ª giornata, però se non cominci a lavorare su e metterti sotto, a prescindere da quante ne vinci, devi ottenere i risultati, devi ottenere più vittorie possibili, qualche pareggio. Certo, il Verona è sempre il Verona, però devi cercare sempre di ottenere quel punticino anche contro le piccole. Però vabbè. Pisa 18° a 10 punti. Pisa che perde contro il Parma, che il Parma al momento è
quindicesimo. Ci sono 4 punti di differenza tra loro. E Pisa che diciamo poteva fare sì meglio nella partita contro il Parma, però a prescindere dalla partita contro il Parma è sempre diciottesima. Certo sta provando, le squadre, è sempre stato così che le squadre che arrivano diciottesime ehm, tendono a salvarsi magari per qualche giornata, poi a ritornare diciottesime, queste cose qua. Io spero proprio per il Pisa che si salvino questa stagione. Poi, 17esimo Lecce, Torino 16esimo a 14 punti. Torino che può fare di più fino a 1 o 2 giornate fa era tipo decimo, 14esimo, una cosa del genere, non so se è pigliato dopo la sconfitta di ieri. Boh. Vabbè, Parma 15esimo, che a 14 punti, a pari punti col Torino, Genoa e Cagliari. Parma che vince contro il Pisa, se no al momento sarebbe, se avesse perso, sarebbe tipo 17esimo, una cosa del genere. Vabbè. E per Parma che sta cercando di salvarsi in tutti i modi come la scorsa stagione. Poi non ho niente da dire. 14esimo Genoa, 14 punti, Cagliari 14, a 13esima, 14 punti, Atalanta 12esima a 16 punti, ecco, ora ne parlo. Atalanta che perde contro il Verona, partita dall'Atalanta molto abbordabile. E così magari i giocatori da un sto andando bene, sta andando bene, sta andando bene, possono riassestarmi nella parte sinistra della partita e della classifica. Secondo me psicologicamente sono crollati. Mo Palladino deve lavorare di più sul lato psicologico. 11esimo Udinese 18 punti, Lazio 19, a 19 punti ed è decima, Cremonese nona 20, a 20 punti e ottavo Sassuolo a 20 punti. Cremonese e Sassuolo che stanno facendo molto bene, ma molto molto bene. Secondo me questi a dopo arrivano in Conference League. Cioè, aspettatevi una delle due che arriva in Conference League. Cioè, è una cosa assurda quello che stanno facendo i due allenatori delle due squadre, di queste due squadre, perché diciamolo, chi che se l'aspettava che Sassuolo e Cremonese siano nella parte sinistra cioè all'inizio di questa stagione potevamo dire quindicesimi, sedicesimi, massimo massimo tredicesimi e quattordicesimi, una cosa del genere, però no, nel stesso io non me lo immaginavo nella parte sinistra. Vabbè, settima Juve, 23 punti. Tifosi della Juventus. I punti si stanno, ma pure per il giocatore. Aiuto, i punti per voi sono 8. Cioè, dalla zona scudetto, tra virgolette, delle due squadre che contengono che al momento si stanno contendendo scudetto e scudetto sono Milan e Napoli, 31 punti alla pari, quindi il primo posto è a 31 punti. La Juve ne ha 23. Sono ben 8 punti di differenza, si vanno a sentire questi 8 punti, perché settima da 3-4 giornate, da molte giornate. Vabbè, sesto Como, Bologna, sesto Como, zona conference a 24 punti. Secondo me il Como ci arriva, Conference, Europa League, secondo me ci arriva a prescindere. Da quello che è in Europa ci arriva. Vabbè, poi quinto Bologna, 25 punti. Roma, ora passiamo alla zona Champions. Roma, 27 punti. Roma che perde un'altra partita contro il Cagliari per 1-0 e aveva fatto pure il post partita e Roma che dalla sconfitta contro il mio Napoli, ecco,
il mio Napoli è crollata. Io me lo sono sempre aspettato, eh. Prima o poi la Roma che sia a inizio campionato, cioè tipo alla 10ª, 13ª giornata di campionato, cade, oppure come può essere alla 20ª, 23ª, cioè ogni squadra può cadere da un periodo no, cioè da un periodo sì, qualunque squadra si può risolverà, si può risollevare da un periodo no, cioè ci stanno queste cose, esistono, cioè può capitare. Quando mi può dispiacere per i tifosi della Roma, però ragazzi, non è che potevate vincere tutte le partite, non è che potevate stare sempre là. Il discorso è successo pure a Napoli l'anno scorso. Però la differenza è che il Napoli è successo all'inizio, mo più o meno la Roma sta succedendo a metà campionato. Poi terzo Inter a 30 punti, che vince contro il Como, però noi napoletani abbiamo fatto il nostro a 31 punti e siamo secondi per differenza reti. E il Milan che vince contro il Torino a 31 punti sempre, però per differenza reti sono primi. Ehm, Milan, Milan che ha asfaltato il Torino secondo me dal 20esimo, l'ho detto pure ieri nel post partita, se volete andatevela a recuperare. Praticamente dal 20esimo minuto cioè, non si è capito più niente, il Torino che non ha tenuto risultato per 45 minuti, Milan che ha fatto l'Eurogol con Pulisic, molto bello. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!